Buongiorno, buongiorno carissime amiche, carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon giovedì 13 giugno. Guardiamo le notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Fumata nera al vertice di governo di ieri, non si può fare la flat tax in deficit. Dove pensa la Lega di trovare le risorse? Tria ne avrebbe chiesto conto a Salvini al tavolo convocato dal premier Conte per provare a governare gli spinosi dossier economici ed evitare la procedura di infrazione. Il premier Conte dice ottimista sulla manovra, pronta la lettera per l'Unione Europea. Il premier al forum ANSA dice in Europa l'Italia rivendica un portafogli economico. Rimpasto non è all'ordine del giorno, dice Conte, e sulla Merkel dice ottimo candidato ma non vuole. All'Italia lo Tito formalizza l'offerta di acquisto, il dossier è stato anche oggetto del vertice di governo verso una nuova proroga. Tria dice serve una proposta vincolante. Atlantia dice nessun fondamento, ipotesi accordo. Rivolta ad Hong Kong, in piazza bloccato il Parlamento, sparati lacrimogeni, le proteste sono contro la controversa legge sulle estradizioni in Cina che l'Assemblea avrebbe dovuto cominciare ad esaminare oggi ma che è stata rinviata. Il maltempo, 800 persone evacuate nel Lecchese, 70 nel Bresciano, evacuate case, ditte, un campeggio, mobilitazione per i vigili del fuoco, carabinieri e nuclei di pronto intervento della protezione civile con centinaia di volontari, particolarmente ingenti i danni materiali. Arrestati Arata e il figlio, il ministro Salvini dice presunti innocenti sono accusati di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Sarebbero soci occulti dell'imprenditore Vito Nicastri, accusato di essere vicino a Messina Denaro. Paolo Arata è stato parlamentare di Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle attacca. Trump accusa i media falsi sondaggi su di me. Secondo l'ultimo rilevamento della Quinnipiac University, se negli Stati Uniti si votasse questa settimana, il presidente in carica perderebbe non solo con Joe Biden, ma con diversi candidati democratici. Addio ai furbetti del cartellino, arrivano i controlli biometrici, approvato in via definitiva il DDL concretezza, nuovi strumenti per la pubblica amministrazione. Ancora Amanda Knox, sto tornando in Italia come una donna libera, lo scrive su Twitter la giovane americana che aveva lasciato il paese nell'ottobre del 2011 dopo essere stata assolta dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia dall'accusa di avere partecipato all'omicidio della studentessa Meredith Kercher. In primo piano la nave Sea-Watch soccorre 50 migranti davanti la Libia. La cosiddetta Guardia Costiera libica, aggiunge in un altro tweet Sea-Watch, successivamente comunicava di aver assunto il coordinamento del caso. In primo piano la bufera sulle procure, l'azione disciplinare su 4 toghe del CSM. Il Quirinale dice Mattarella non è mai intervenuto sulle nomine. Andiamo a guardare la pagina Facebook del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha scritto 7 ore fa: buon lavoro alla squadra dei 29 europarlamentari della Lega. Oggi a Bruxelles, insieme agli alleati europei, hanno dato vita al nuovo gruppo Identità e Democrazia, che sarà a guida italiana con il nostro Marco Zanni. Avanti tutta per l'Europa delle identità, dei popoli e del buonsenso. E più tardi alle 13:10 avremo Marco Zanni, come ogni giovedì, nella trasmissione dedicata
all'Europa. Scorrendo ancora la pagina Facebook del ministro Salvini, il ministro Salvini scrive: ecco in sintesi che cosa prevede il decreto sicurezza bis. Più sicurezza, più giustizia. Dalle parole ai fatti. Allora, i punti del decreto sicurezza bis che il ministro Salvini scrive sulla sua pagina Facebook sono: pene più severe per chi aggredisce le forze dell'ordine, pene più severe per i trafficanti e gli scafisti e nuovi strumenti di indagine. Poi il sequestro e la confisca delle navi che portano clandestini in Italia. Poi abbiamo lo spazzaclan, più uomini per notificare le condanne e arrestare i delinquenti. Poi ci sono gli accordi di cooperazione solo con i paesi che accettano i rimpatri e poi le misure contro le violenze negli stadi e contro il bagarinaggio. Poi il ministro Salvini parla di pace fiscale e scrive: record per la pace fiscale, 13 milioni di cartelle esattoriali per 38 miliardi di euro di incasso. Lo Stato guadagna e il lavoratore torna a respirare, a vivere e a pagare le tasse. Poche parole, tanti fatti. E pubblica ieri, sempre il ministro Salvini, sulla sua pagina Facebook, una foto con tutti i ministri della Lega, la squadra di governo della Lega, un gruppo di amici con cui abbiamo messo a punto le nostre proposte sulla riforma della scuola. 65.000 insegnanti precari avranno finalmente una cattedra definitiva, scrive Salvini, sul sostegno ai disabili, aumento delle pensioni di invalidità e riconoscimento della lingua dei segni. Sulla riforma fiscale, taglio delle tasse e liberazione di cantieri e opere pubbliche, impianti sportivi nelle periferie. Sulla difesa dei prodotti agroalimentari italiani e il superamento della direttiva Bolkestein, nonostante l'opposizione dell'Unione Europea. Poi il ministro Salvini scrive sull'approvazione dell'autonomia per rendere l'Italia un paese più moderno, efficiente e responsabile, sul taglio della burocrazia e l'efficienza degli uffici pubblici, su sicurezza e migrazione, su lotta alla mafia e alla droga, sempre avanti con la ruspa, scrive il ministro Salvini, dalle parole ai fatti. Allora, andiamo a guardare i giornali di quest'oggi. Allora, incominciamo dal Corriere della Sera. In primo piano sul Corriere della Sera la battaglia in piazza a Hong Kong, proteste, spari e feriti per la norma sull'estradizione, spari, lacrimogeni, paura, cresce a Hong Kong la tensione per la maxi protesta di piazza contro la proposta di legge che faciliterebbe l'estradizione di sospetti in Cina. Una legge liberticida, denunciano i giovani, e il governo rinvia il voto sulla nuova legge. In primo piano sul Corriere della Sera abbiamo i paletti di Di Maio per la flat tax e no al rimpasto. Il caso del CSM, il Colle che dice mai intervenuti sulle nomine. Altro titolo del Corriere della Sera: Salvini lascia il vertice di governo e poi Roma all'Unione Europea chiede più tempo. In primo piano sul Corriere della Sera l'inchiesta in Sicilia, Arata e il figlio agli arresti per corruzione, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni. Sono queste le accuse che hanno portato ieri mattina in carcere Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia ed ex consulente della Lega per l'energia. In cella anche il figlio Francesco. Per gli inquirenti, padre e figlio sarebbero i soci occulti dell'imprenditore dell'eolico Vito Nicastri, che sempre secondo gli investigatori sarebbe vicino al boss latitante Messina Denaro. In prima pagina sul Corriere della Sera oggi abbiamo anche un altro titolo: la legge sulle truffe agli anziani. Le pene diventano più severe, le misure approvate, voto unanime in Senato sul provvedimento. È stato approvato ieri all'unanimità
dall'Aula del Senato il disegno di legge che prevede delle pene più severe, compreso il carcere per chi truffa gli anziani. Il provvedimento ora passa alla Camera per il via libera definitivo. In particolare il nuovo testo prevede la reclusione da 2 a 6 anni e una multa che va da 500 a 2000 euro per chiunque, abusando della condizione di vulnerabilità dovuta all'età, mette in atto una truffa. Sul Corriere della Sera, in primo piano, abbiamo anche un altro titolo che riguarda la Sardegna. Sardegna, ritorno ai vitalizi, il primo atto della nuova giunta. Altro titolo del Corriere della Sera. Il maltempo in Lombardia, in prima pagina sul Corriere della Sera, le frane, i fiumi esondati, danni e sfollati a Lecco. E poi domani su 7 con il Corriere abbiamo su 7 in prima pagina Caterina Caselli che dice: dopo il cancro sono così. Poi altro titolo del Corriere della Sera riguarda Trieste e D'Annunzio, quella statua divide, ma il sindaco dice sì al poeta. Oggi in prima pagina sul Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia scrive: lo sviluppo negato, le verità scomode sul Sud, e scrive: è doveroso ma anche troppo facile scandalizzarsi di quanto in uno studio televisivo Rai è uscito dalla bocca di due giovani neomelodici, alias cantanti meridionali di vastissimo successo, specializzati in moderne canzoni di malavita, i quali, come si sa, in perfetta coerenza con i testi delle loro canzoni, in cui si esaltano uomini e gesta della delinquenza, spesso sconfinando nella vera e propria apologia di reato, se ne sono usciti con espressioni di sostanziale dileggio nei confronti di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Queste parole che hanno fatto queste scelte di vita sanno le conseguenze, queste persone che hanno fatto queste scelte di vita sanno le conseguenze, ha sentenziato uno dei due teppisti canori. Come ci piace il dolce, ci deve piacere anche l'amaro. Una volta conosciute simili parole, a quel che pare debolmente redarguite dal conduttore della trasmissione, hanno suscitato l'abituale indignazione stentoria dell'Italia ufficiale, con l'inevitabile corredo di rampogni alla RAI, scuse, promesse di essere più attenti in futuro, annuncio di eventuali sanzioni e così via seguitando con l'aria fritta di sempre. Nessuno però si è fatto la domanda più ovvia: come mai Scarface e Tritolo, questi leggendari soprannomi dei due neomelodici, hanno in tutto il Mezzogiorno il successo strepitoso che hanno, e dunque che razza di società è quella dove accade una cosa simile, dove si festeggiano nozze, battesimi e santi patroni, inneggiando alle rivoltellate, agli uomini d'onore e ai morti ammazzati? Questo scrive oggi Ernesto Galli della Loggia. Vediamo adesso poi anche all'interno del Corriere della Sera questa mattina un'intervista al vice premier Luigi Di Maio, un'intervista del giornalista Emanuele Buzzi che dice, che chiede a Luigi Di Maio: Luigi Di Maio, il governo è ancora pronto a sfidare l'Unione Europea? Non teme che un braccio di ferro possa logorare i mercati e costare molto agli italiani? Luigi Di Maio dice: noi andiamo in Europa per difendere proprio gli italiani. Ovviamente avremo un atteggiamento responsabile, ma vogliamo farci rispettare. L'Unione Europea ha sbagliato in passato, soprattutto con le politiche d'austerità. Adesso serve un cambio di marcia. Nessuno si metta in testa di tagliare i servizi agli italiani, perché noi questo non lo permetteremo. Il giornalista chiede a Luigi Di Maio, prima delle europee, la sua linea
era più morbida. Di Maio dice non è cambiato nulla, anzi serve sicuramente un dialogo con l'Europa e io per primo ho sempre detto di voler dialogare. L'Italia è un paese europeo e tale deve restare, ma non è nemmeno possibile che a chinare la testa debbano sempre essere gli italiani. Il giornalista chiede a Luigi Di Maio evitare l'aumento dell'IVA e fare la flat tax. Sembra una manovra da fantapolitica, irrealizzabile. Di Maio dice: sotto questo punto di vista sono stato abbastanza chiaro. Il nostro obiettivo è abbassare le tasse ed è quello che faremo. Stiamo programmando, dice Di Maio, una serie di tavoli per approfondire bene il tema. In questi giorni sto sentendo tante cose e non vorrei che qualcuno pensasse di fare la flat tax aumentando l'IVA o dicendo di no alle detrazioni per le famiglie. Lo dico chiaramente, questo non lo permetterò. Sull'IVA c'è poco da discutere, non aumenta. L'avevo già promesso una volta e così è stato. Non si può fare in deficit, puntini puntini, chiede il giornalista. Di Maio dice: guardi, noi siamo chiamati a fare tutto quello che serve agli italiani. Mi lasci dire che poi c'è un aspetto importante da sottolineare che spesso viene sottovalutato. Dalla lotta alla grande evasione che vogliamo portare avanti, recupereremo molte risorse da investire in servizi per i cittadini. Per il resto, come le dicevo, ci saranno incontri dedicati proprio sui temi economici. Ogni volta è così, allarmismi su allarmismi. Io credo invece che sia un bene che ci sia un governo che pensa prima di tutto ai cittadini. Dunque avanti con i provvedimenti importanti scritti nel contratto di governo che servono al paese. Il giornalista chiede poi a Di Maio: senta, Conte sembra isolato, irritato dall'atteggiamento suo e di Salvini. Di Maio dice: in questi giorni ho letto sui giornali diverse fantasiose ricostruzioni dei suoi colleghi che ormai ho smesso anche di smentire perché si commentano da sole. Con Giuseppe, dice Di Maio, ho un ottimo rapporto e ovviamente c'è grande sintonia. Poi mi faccia dire che ai cittadini non interessano le chiacchiere, ma vogliono vederci lavorare ed è quello che stiamo facendo. Pare anche che abbia detto che c'è chi si consegna al suo carnefice. Lei ci si rivede, per carità, per favore. Possiamo parlare di cose serie. Dopo le europee abbiamo messo giù l'agenda delle priorità di questo governo: salario minimo e abbassamento delle tasse, e su quello siamo concentrati tutti. Poi il giornalista chiede: l'impressione che stiate accettando tutte le richieste della Lega, non teme di apparire troppo debole. Di Maio dice: quali sono le richieste che abbiamo accettato? Il giornalista dice: la linea dura sull'Europa, la flat tax, l'ok al decreto sicurezza, il commissario UE alla Lega. Di Maio dice: perché con l'Europa siamo mai stati accondiscendenti? Credo, anzi dice, capisco che in politica tutti hanno la memoria corta, ma contro l'Europa dei tagli e dell'austerity direi che il movimento non si è mai risparmiato. Sulla flat tax abbiamo detto subito: deve servire al ceto medio e non ai ricchi. Quanto al decreto sicurezza bis, abbiamo chiesto un approfondimento per evitare che ci fossero norme incostituzionali, e mi lasci dire che sul commissario UE ancora nulla è deciso, anzi non è stato ancora discusso. Il giornalista chiede a Di Maio: si parla di Giorgetti come commissario UE. Di Maio dice: lo state scrivendo voi di Giorgetti, ad oggi non è arrivata nessuna richiesta ufficiale dalla Lega. Ad ogni modo l'importante è che l'Italia abbia un nome di alto profilo con un portafoglio come quello del bilancio o della concorrenza. Poi Di Maio dice: il rimpasto non ci sarà. Poi appunto sulla manovra in deficit dice: faremo ciò
che serve, e poi dice Grillo condivide con me l'idea di un'evoluzione del Movimento 5 Stelle. La soluzione, dice Di Maio, non è quella di tornare alle origini. E poi l'intervista continua a pagina 3 del Corriere della Sera, l'intervista a Luigi Di Maio. Andando a guardare adesso il Corriere della Sera di Milano, vediamo quali sono i titoli del Corriere della Sera di Milano. Metro e vibrazioni. Rallentati i treni tra Cagliazzo e Loreto, scatta il limite di 30 km orari. ATM dice via libera al biglietto breve. L'emergenza, le misure per mitigare i danni delle scosse, nuovo ticket, chi farà poche fermate avrà diritto allo sconto. Da venerdì scorso i treni del metro che viaggiano sui binari pari tra Cagliazzo e Loreto devono rispettare un limite di velocità di 30 km orari invece dei consueti 50. È una delle azioni test di ATM per mitigare il problema delle vibrazioni dovute al passaggio dei convogli. Intanto il Consiglio Comunale ha approvato ieri il biglietto breve e l'abbonamento a vita ad ATM con sconto del 10%. Abbiamo poi sulla questione degli asili nidi, regione, la svolta, nidi primi tutor ai bimbi disabili. Poi ancora abbiamo una notizia, una storia, un matrimonio nel reality, ma vogliono annullarlo. Il giudice dice nozze valide, odissea per separarsi. La storia di Stefano Soban, 41 anni, e Sara Wilma Milani, 39 anni, nel giorno del loro matrimonio nel reality di Sky. Si sono sposati in TV nel programma di Sky Matrimoni a prima vista, solo che Stefano Soban, 41 anni, e Sara Wilma Milani hanno deciso di separarsi. Hanno chiesto l'annullamento, ma il Tribunale di Pavia ha respinto la domanda. L'atto di matrimonio conteneva peraltro degli errori e non è chiaro a chi competeva, a chi competa ora avviare le pratiche di separazione. Una surreale corsa ad ostacoli. Abbiamo poi un'altra notizia sul Corriere della Sera di Milano, appello al comune, Salvini fa il tifo a sorpresa per la Nord. Il ministro milanista dice sì alla festa interista nei giardini Montanelli, garantisco io. Scrive Stefano Landi, questione di feeling ma anche di par condicio. Matteo Salvini scende in campo sulla questione della festa per i 50 anni della curva nord. Il Viminale è certo di poter garantire l'ordine pubblico, anche perché non ci risultano problemi in questo senso, dice il vice premier, che a dicembre aveva partecipato al 50° della curva sud del Milan, squadra che tifa in modo militante da quando era bambino. All'Arena fu fotografato con il capo ultra, fresco di patteggiamento, Luca Lucci. Al caos politico replicò: sono un indagato in mezzo ad altri indagati. Questi tifosi sono persone per bene. Ora Salvini chiede al comune di Milano di lasciare i giardini Montanelli ai cugini dell'Inter. Auspico che decidano in tempi rapidi dando il via libera alla festa. La curva nord incassa l'Astis in atteso e la conferma che la revoca al permesso è strumentale, dice la storica voce della curva Franco Caravita. È il pensiero di un partito come i Verdi che rappresenta lo 0,02% del paese. Le nostre sono feste di famiglia, in passato non è mai volata una mosca. E poi sempre sul Corriere della Sera di Milano un altro titolo, luoghi di ritrovo, birrette, cabaret, artisti di strada, a Baggio la lunga estate non stop di mare culturale urbano.
Andiamo adesso poi a guardare l'inserto di oggi del Corriere della Sera, Corriere Salute, un articolo dedicato alle zanzare, le armi per domare l'insetto più detestato e gestire le punture. Sono fastidiose, talvolta molto pericolose e anche estremamente resistenti. Debellarle non è affatto facile, ma si sta provando. Lo si spiega oggi all'interno del Corriere Salute. Poi anche un articolo dedicato alla pelle, i 10 segnali che ci manda da non sottovalutare. E poi abbiamo gli esercizi per viaggiare in moto e scooter senza stancarsi, e poi anche un articolo che riguarda le liste d'attesa, come ottenere visite ed esami in ospedale nei tempi giusti. E adesso poi c'è il giornale Repubblica, il titolo principale di Repubblica di oggi è "Il fango su Mattarella". Il PM Palamara, in un interrogatorio, indica la talpa al Quirinale nel consigliere giuridico Stefano Erbani. La replica: calunnie, cercano di colpire me per colpire il capo dello Stato. L'ira del presidente che dice mai interventi sulle nomine. E Carlo Bonini scrive appunto su questo in prima pagina su Repubblica. Ve lo leggo subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89 R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89 R 08453 01602 000 000 10 19 71. Una volta questo era proprio un gran bel paese e non riesco a capire quello che gli è successo. Ogni domenica dalle ore 8 sulla Strada della Libertà con Roberto Maggi, Radio Padania Libera. Vi aspetta. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. Parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Rieccoci carissimi amici di RPL, stavamo leggendo l'articolo di Carlo Bonini che parla della bufera sulle procure, scrive: nel verminaio scoperchiato dall'inchiesta di Perugia che sta travolgendo il Consiglio Superiore della Magistratura, i morti si afferrano ai vivi e l'aria, se possibile, si fa ancora più ammorbante, perché ora le intercettazioni
ambientali del conversare Carbonaro delle notti di maggio tra Luca Palamara e la compagnia di giro che lo circondava, consiglieri del CSM e i parlamentari del PD, Luca Lotti e Cosimo Ferri, aprono uno squarcio sul tentativo di trascinare il Quirinale in un abisso di veleni. Su una posta in gioco che si fa sempre più alta, la Presidenza della Repubblica, e su una notte sempre più buia in cui qualcuno ha interesse a dimostrare che tutti i gatti sono neri, che non esistono innocenti. È la storia di qualche settimana fa della scoperta di una catena di Sant'Antonio che di bocca in bocca, di confidenza in confidenza, avvisa l'ignaro magistrato romano indagato per corruzione che il suo smartphone era stato infettato dal gioco della Guardia di Finanza. Altri titoli di Repubblica: all'Italia arriva a sorpresa l'offerta di Lotito, ma il piano è in alto mare. E poi ancora un'altra notizia in prima pagina su Repubblica: la dolce vita del torturatore argentino rifugiato in Sicilia. Cosa dice questo articolo a pagina 18 all'interno di Repubblica? Allora, il buen ritiro con vista e oglie del torturatore argentino, ricercato in patria, indagato per 4 omicidi in Italia. Il suo avvocato è lo stesso di Licio Gelli. I punti: Carlos Luis Malatto, 70 anni, accusato di sequestri, torture e sparizioni durante il regime. La fuga: Malatto è fuggito in Italia prima dell'arresto, la Cassazione nel 2014 ha detto no all'estradizione e l'inchiesta ha evitato il giudizio in Argentina, dove non c'è la contumacia. In Italia è indagato per 4 omicidi. Poi, andando a guardare la Repubblica di Milano di oggi, i posti di lavoro: 2000 a rischio in Lombardia, la denuncia dei metalmeccanici alla vigilia dello sciopero di domani, con corteo da Porta Venezia e comizio in Duomo. E stamattina invece si fermano per 4 ore tram, bus e metro. I metalmeccanici di Lombardia, Piemonte e Veneto domani scioperano, scendono in piazza, si ritroveranno a Porta Venezia alle 9, poi corteo e comizio finale in piazza Duomo. Solo nella nostra regione sono 2000 i posti a rischio. I sindacati registrano un aumento anche delle richieste di cassa integrazione delle crisi, con i casi più emblematici della Ascavarna. Sono stati avviati licenziamenti collettivi per 81 dipendenti, e poi di Hub e di Fujitsu, che stanno spostando i propri centri da Milano in altri paesi dell'Unione Europea, dove il costo del lavoro è persino più alto che in Italia. Poi abbiamo un altro titolo su Repubblica di Milano: Forza Italia, tra veleni e delusioni, novità solo sulla carta. E poi anche sempre su Repubblica di Milano, Dubini dice ok al nuovo museo, ma incatenato nel presente, pochi oggetti, magari nessuno. Nuovo museo di Milano deve raccontare l'identità, dialogare ed essere in relazione con quello che già esiste. Un museo storico? No, deve essere incatenato nel presente. Paola Dubini, che è la docente di management alla Bocconi, dove si occupa di economia delle aziende culturali, ha firmato recentemente il libro Con la cultura non si mangia falso. Questi erano i principali titoli di Repubblica di Milano. Oggi con Repubblica c'è l'inserto che riguarda la scienza. Finiremo tutti nella rete, è il titolo. Come sarà internet nei prossimi 50 anni? Lo spiega Leonard Kleinrock, l'informatico che nel 1969 fece dialogare per la prima volta
2 computer. Sarà ovunque e invisibile, nascosta negli oggetti, nelle pareti degli edifici, persino nei nostri corpi. Non avremo più bisogno di schermi e tastiere e accanto a noi ologrammi e realtà aumentata. Sulla Stampa di oggi i principali titoli sono: Salvini ai ministri dice tenetevi pronti, poi la Lega contro Di Maio sulle crisi aziendali. L'altro titolo è: all'Italia arriva un'offerta dal patron della Lazio Lotito, altro ancora il faccendiere del Carroccio Arata finisce in carcere, imbarazzo del Movimento 5 Stelle che dice ma evitiamo attacchi frontali. Una notizia di musica in prima pagina sulla Stampa: fenomeno Ed Sheeran riempie gli stadi con una chitarra. E poi anche sulla Stampa la battaglia nelle strade di Hong Kong, centinaia di manifestanti arrestati a Mosca. Scontri e feriti a Hong Kong durante le manifestazioni dei giovani contro la legge voluta da Pechino per consentire l'estradizione in Cina. Il corteo per il cronista anticorruzione Ivan Golunov, arrestato e poi liberato per una falsa accusa di spaccio, ha innescato la protesta. Allora, poi sempre dal giornale La Stampa abbiamo un altro titolo: il presidente Renault dice il governo francese ha sbagliato con Fiat Chrysler, il futuro dell'auto. Questi i principali titoli della Stampa. Anche l'inchiesta sul CSM, Lotti intercettato, dice spostiamo Creazzo da Firenze a Torino. Questo era l'altro titolo del giornale La Stampa. Con La Stampa oggi speciale orologi, anno spaziale 1969, all'epico sbarco sulla Luna prese parte anche l'industria del tempo. C'è scritto sulla Stampa speciale orologi. Il Fatto Quotidiano. Andiamo a guardare il Fatto Quotidiano di oggi. Macron propone la Merkel per la Commissione europea. Conte approva per evitare il tedesco anti-Italia, Widmann alla BCE, ma Salvini ancora non lo ha capito, scrive il Fatto Quotidiano. Marco Travaglio intitola oggi la Bad Company, parla appunto di Arata. Il titolo principale del Fatto Quotidiano di oggi è retata in casa Lega, arrestato Paolo Arata, preso l'amico degli amici, la famiglia, leghista e figlio in cella, tangenti e riciclaggio, prestanomi del colluso Nicastri. Poi c'è sempre un altro titolo: l'uomo del boss ha portato i suoi alti contatti col Carroccio in dote al finanziatore di Messina Denaro. E poi quali sono gli altri titoli di oggi del Fatto Quotidiano? La controriforma, sanzioni più alte ai giudici, Salvini medita vendetta. Pagina 6, vediamo cosa c'è scritto. Salvini alza il tiro, adesso si impiccia della giustizia, le mire del leghista di nuovo contro i magistrati sulla riforma targata Bonafede. Venga in antimafia, il presidente Nicola Morra ricorda al ministro dell'Interno: aspettiamo da mesi. Altro titolo di oggi del Fatto Quotidiano riguarda il sottosegretario Gava e gli affari leghisti in nome dell'ambiente. Cosa c'è scritto? Poi a pagina 4, incroci la sottosegretaria Gava e l'ambientalismo degli affari, rifiuti, biometano e compagni. La Lega fa leggi per le aziende amiche, sblocca cantieri, più poteri alle regioni come volevano i finanziatori del Carroccio. L'inchiesta di Fanpage, le società citate, tutte vicine ai leghisti, sarebbero favorite dalle nuove
norme, dice oggi il Fatto Quotidiano. Sempre in prima pagina, poi, sul Fatto Quotidiano c'è la vicenda di Marco Carta. Marco Carta è la vicenda della Rinascente. Selvaggia Lucarelli scrive Il furto, la versione del cantante che non regge nel camerino di Carta. È difficile, scrive la Lucarelli, credere alle cose belle, ma è possibile, ha dichiarato il cantante Marco Carta a Domenica Live qualche giorno fa, quando per la prima volta ha parlato dell'ormai noto furto di magliette alla Rinascente di Milano, per il quale sarà processato a settembre per direttissima. In effetti è davvero difficile credere a tutte le cose belle che ha raccontato, perché la sua versione dei fatti è lacunosa e zoppicante, costellata di non posso rispondere. Decido quindi di chiamarlo per farmi chiarire alcuni punti. E c'è l'intervista, il colloquio della Lucarelli con Marco Carta a pagina 17 del Fatto Quotidiano. La cattiveria del Fatto Quotidiano: Gabbiani contro Salvini in diretta Facebook dal tetto del Viminale. Ora ha pure la scusa per non andarci, scrive oggi il Fatto Quotidiano. Anche il Fatto riporta la notizia del Quirinale e del CSM. Mattarella dà un ceffone a Lotti e a Zingaretti che se lo tiene. E poi c'è un altro titolo: rischio consulta, salvare Gigino a Purpetta, oggi le Camere ci riprovano. Vediamo un po' a pagina 8. Luigi Cesaro, oggi un vertice tra le giunte di Palazzo Madama e Montecitorio per decidere sulle intercettazioni del forzista. Salvare a Purpetta, la sceneggiata di Camera e Senato. L'inchiesta: il senatore berlusconiano aiutò il figlio con favori e promesse alle regionali in Campania del 2015. La disputa: i due rami del Parlamento si dicono incompetenti per uscire dallo stallo, interverrà la consulta? Punto di domanda. E poi un'altra notizia sul Fatto Quotidiano riguarda la nave cargo Leni e il mistero del petrolio sbagliato fermo in mare a Milazzo. Il carico non può entrare in raffineria, questa è la storia. In Sicilia la nave col petrolio sbagliato bloccata da Leni a Milazzo, e c'è tutta la storia a pagina 15 del Fatto Quotidiano. Poi, sempre all'interno del Fatto Quotidiano, c'è l'intervista al sottosegretario del Movimento 5 Stelle, Stefano Buffagni, che dice: su mafia e corruzione è fondamentale essere rigidi, e questa vicenda, dice, sul caso Siria Rata, dimostra quanto alla Lega giovi governare assieme al movimento. Grazie a noi si è intervenuti. E poi Buffagni dice: il caso Siria Rata, Salvini appunto fa bene stare assieme a noi. E poi dice sui mini bot: adesso i mini bot rischiano di essere strumentalizzati, perché non usare i crediti d'imposta come per le banche, dice Buffagni. E poi parla di Luigi Di Maio e dice: Luigi è il miglior capo politico possibile, sono stufo dei fenomeni che gli riservano critiche, dice Stefano Buffagni. Andiamo adesso, passiamo alla Verità. La Verità, in prima pagina sulla Verità, Francesco Borgonovo questa mattina scrive: hanno perso la testa, la carica delle multinazionali, l'aborto fa bene all'economia. Sul New York Times un appello firmato da 180 amministratori delegati di grandi aziende contro qualsiasi iniziativa pro vita. Danneggiano gli affari e anche la salute dei dipendenti. C'è l'approfondimento di Francesco Borgonovo a pagina 10
della Verità, che scrive: pensiero unico, l'appello dei grandi manager a favore dell'aborto è un bene per l'economia. Sul New York Times esce il comunicato di 180 amministratori delegati di aziende come Twitter, H&M e Warner, che se la prendono con gli stati americani pro vita, scrive Francesco Borgonovo. Maurizio Belpietro scrive: giornali bugiardi, sulle cassette di sicurezza nessuna tassa, solo tanta disinformazione, scrive Belpietro nel suo editoriale. La tassa sui cavò è l'ultima balla dei giornali. Marcello Veneziani, altro giornalista della Verità, oggi scrive: ministri marziani, il conte zio, Tria Fantozzi e l'invisibile legano le mani ai giallo-blu, scrive Veneziani, ma il trio marziano mette il freno ai giallo-blu. Scrive Veneziani: la battaglia con l'Europa, il conte zio, specializzato in ruoli da non protagonista, Tria in versione Filini, ragioniere che nasconde le pratiche nel cassetto, e il fantasma di Moavero Milanesi. Sotto l'occhio del Colle sono gli arbitri della partita cruciale con l'Unione Europea e c'è poco da fidarsi. Daniele Capezzone, amico di RPL, oggi scrive: flat tax e Unione Europea, ecco le carte del governo, sconto fiscale fino a 55.000 euro, tagliando le detrazioni, infrazione scongiurata con deficit al 2,1%, scrive Capezzone, e scrive poi: dal vertice al MEF, al Ministero dell'Economia, una certezza, con risparmi da reddito di quota 100 e incassi IVA il deficit sarà sotto il 2,2%. Il Premier annuncia una lettera a Bruxelles: tassa piatta fino a redditi di 55.000 euro grazie al taglio dei bonus. In primo piano oggi sulla Verità abbiamo un articolo di Renzo Puccetti che scrive: prove scientifiche, il farmaco blocca pubertà, non serve a ciò che dicono. Vediamo cosa scrive a pagina 13 della Verità Renzo Puccetti: il farmaco blocca pubertà, non ha efficacia. La Commissione Sanità sta tenendo delle audizioni conoscitive sull'uso della triptorelina per gli adolescenti affetti da disforia di genere. Ho spiegato che è un errore grossolano. Autorevoli studi dimostrano che il disturbo dopo un anno di trattamento non era sparito. Poi abbiamo l'articolo di Gianluca Baldini sulla Verità che parla del patron della Lazio, colpo di scena in Alitalia, Lotito vuole comprare la compagnia. E poi Simone Di Meo in prima pagina sulla Verità scrive: Lotti brigò per far fuori il PM che indagò i Renzi, il ruolo dell'ex sottosegretario nella sporca guerra del CSM. Simone Di Meo scrive a pagina 6 della Verità: Lotti voleva silurare il PM del caso Renzi. Dall'inchiesta che scuote il CSM emergono intercettazioni nelle quali l'ex ministro parlava con Palamara e alcuni consiglieri di come allontanare da Firenze Giuseppe Creazzo, la toga che coordina le indagini su babbo Tiziano e mamma Laura. E Simone Di Meo scrive: Gianluigi Morlini si è dimesso dall'incarico, ha riconosciuto di aver incontrato il politico del PD dopo alcune cene, un errore dovuto a leggerezza. Questi erano i principali titoli della Verità. Anche c'è poi l'articolo di Patrizia Floder-Reiter che scrive: lo sterminio degli albini fatti a pezzi e venduti agli stregoni dell'Africa
nera. Questi i principali titoli della Verità di oggi. Ancora poi un altro titolo di Adriano Scianca che dice: Camilleri vomita sul rosario di Salvini, a lui piacciono i gulag e la Cuba omofoba. Passiamo adesso al giornale Libero. Il giornale Libero ha come titolone: se tutti i paesi dell'Unione Europea ci accusano, forse hanno ragione loro. Bisogna sistemare i conti pubblici, scrive Libero. I 27 membri dell'Unione chiedono di multare l'Italia per debito eccessivo. Come biasimarli? Puntini puntini. Finché lo Stato spreca è difficile battere i pugni sul tavolo. Prima va sforbiciata la spesa. Altro titolo di Libero di oggi è: il governo non sa come rispondere all'Europa, Salvini spinge giù le tasse. E questa mattina poi c'è un articolo della giornalista Simona Bertuzzi che scrive a pagina 15 del giornale Libero, parla di Belen e Stefano De Martino, perché che cosa è successo? Un discutibile appello degli intellettuali agli organizzatori della Notte della Taranta. Quanto sono pazzi quelli che rifiutano Belen. Il programma Rai alla showgirl e a De Martino gli accademici dicono è un cedimento al trash e alla moda acchiappa-chiappe. È questa polemica che riguarda la trasmissione sulla Notte della Taranta, ecco, del festival. Poi c'è un articolo di Alessandro Giuli che riguarda Franceschini, l'uomo specialista in sconfitte, perde ogni sfida, però non rinuncia alla poltrona, scrive Alessandro Giuli. E poi c'è Azzurra Barbuto che in prima pagina sul Libero parla della Basilicata, petrolio congelato, la Basilicata ha l'oro sotto i piedi e non lo prende. Vediamo cosa scrive Azzurra Barbuto: petrolio congelato, la Basilicata, l'oro sotto i piedi e lo lascia lì. Il sottosuolo lucano è ricco di greggio, ma non lo estraiamo e continuiamo a importarlo a costi altissimi. Pochi giorni fa il CIPE, costituito da Di Maio e Toninelli, ha bloccato il piano di sfruttamento perché ritenuto non di interesse strategico nazionale. Poi ancora c'è Giuliano Zulin che questa mattina in prima pagina su Libero scrive: giusta l'idea leghista, senza un condono sulle cassette segrete non recuperi soldi. E poi sfogliando il giornale Libero abbiamo la notizia che riguarda il governatore della Puglia Emiliano. Indagano Emiliano per un reato che non sta in piedi, l'illecito che Salvini vuole modificare. Stavolta il governatore della Puglia a essere accusato di abuso d'ufficio per una nomina del 2017. E adesso invece poi sfogliando Libero si passa a Libero Milano. Abbiamo un articolo su Libero Milano: il flop di Palazzo Marino, incentivi per rottamare il diesel solo a 37 automobilisti milanesi, contributi troppo bassi per cambiare la vecchia macchina, in comune pochissime richieste. E poi c'è un altro titolo in via Ripamonti: un passante massacrato da un senza tetto polacco. E poi c'è il piano della regione su Libero Milano sui trasporti e gli ospedali, da Fontana 830 milioni. Ancora un'altra notizia: chiude la banca in piazza Duca d'Aosta, bivacchi in centrale i negozi, assoldano le guardie. La zona di piazza Duca d'Aosta è ancora ostaggio del degrado e tutta la zona ne risente in maniera
negativa. La situazione è talmente grave che molti commercianti, esasperati dai disagi causati da chi si accampa nel Dehors o gli usa come latrini, hanno deciso di affidarsi a forze di vigilanza private per tenere lontani gli abusivi. La filiale di una banca in piazza Duca d'Aosta, a seguito delle continue aggressioni ai dipendenti, chiuderà i battenti il 24 giugno e si trasferirà altrove. Poi un'altra notizia di cronaca su Libero Milano: arrestato un 51enne italiano in via Ricciarelli, aveva una serra di marijuana in casa e dice serve per curarmi. Andiamo adesso a guardare il giornale, i principali titoli. Strategie segrete, titola il giornale. Salvini, Toti, Meloni, le trame per il voto. Il vice premier al governatore dice preparati per le urne. Il timore di Fratelli d'Italia che dicono Matteo vuole correre solo. Poi altro titolo del giornale: Lega nei guai, arrestati Arata e suo figlio. E poi un altro titolo principale del giornale: con lo spazza corrotti meno trasparenza, il trucco dei parlamentari del Movimento 5 Stelle per oscurare i contributi. Come nascondere il fatto che tanti parlamentari Movimento 5 Stelle non versano i 300 euro mensili al movimento? Semplice, scrive il giornale, si pubblicano sul sito soltanto i pochi che ne versano almeno 500. Altro che trasparenza, scrive oggi il giornale. Allora, adesso andiamo in pausa, una brevissima pausa pubblicitaria, ci risentiamo tra pochissimo. Un grosso abbraccio a tutti quanti da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto all'italiana, dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana, dai Longobardi al 2000, insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani. e di alcuni vini. Tutte le domeniche dalle ore 13:30. Buon ascolto su RPL. Ciao a tutti, sono Gabriella Monti, diretta da Radio Padania Libera con la trasmissione Mi ritorni in mente. Ci siete? Stupidella, non capisci, lui ti vuole ancora bene. Tesoro, ballando mai baciata, senti stordita, preoccupata. Ogni martedì dalle ore 15 con Gabriella Monti. Bacini, bacetti e baciotti. E lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma i 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net.
Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Oggi ben soleggiato con formazione di cumuli in montagna, asciutto. Domani sempre soleggiato e cumuli nelle ore più calde, passaggio di nubi alte. Possibilità di qualche temporale ma probabilmente solo in montagna, sul resto della regione asciutto. Caldo con afa sulla pianura. Sabato soleggiato al mattino, poi molti cumuli, rovesci e temporali in montagna nel tardo pomeriggio e qualche precipitazione in serata su Verbano, Ticino, Lario e Bassa Valtellina. Domenica ben soleggiato, ancora rovesci ma solo in montagna. Lunedì soleggiato, cumuli e nel pomeriggio possibilità di qualche temporale. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Rieccoci carissimi amici di RPL, guardiamo adesso il giornale di Milano. L'allarme degli infettivologi, l'AIDS torna a fare vittime, in Lombardia è il record di contagi, ignoranza e cattiva informazione, 15-29 anni la fascia più colpita. AIDS torna all'allarme, succede in Lombardia che detiene il triste record di nuovi casi con 675 contagi nel 2017 su 3.443 in tutta Italia, tradotto 5,7 nuovi casi su 100.000 abitanti, secondo il rapporto del Centro Operativo AIDS dell'Istituto Superiore di Sanità. Il problema: i ragazzi non hanno più paura dell'AIDS, non si informano e non fanno prevenzione. L'HIV viene derubricato a problema di omosessuali o paesi in via di sviluppo. In primo piano sul giornale di Milano l'installazione del britannico Luke Gerramce, che appunto ha installato una luna all'interno della piscina Cozzi, dei bagni Cozzi, alla Cozzi bagni di notte al chiaro di luna. Questo era l'altro titolo del giornale di Milano. Adesso andiamo a guardare il quotidiano nazionale Il Giorno, che ha la foto di Amanda Knox in prima pagina, il pulpito di Amanda, la giovane americana assolta per il delitto di Perugia ma condannata per calunnia, parla di giustizia a Modena ed è subito polemica. Poi c'è un altro titolo sul quotidiano nazionale, Il Giorno, il ministro Bussetti che dice alla maturità vietati shorts e infradito. Poi l'altro titolo, sesso con l'allievo, la prof di Prato, il marito dice la amo ancora. Poi la battaglia del quotidiano nazionale, primo sì alla legge contro le truffe agli anziani. E poi abbiamo altro titolo, al San Carlo a Milano, rubati all'ospedale i farmaci antitumorali. Anche sul quotidiano nazionale Il Giorno la situazione del maltempo a Lecco, 1000 evacuati, a Como e Son del Lago tracimano i fiumi, un giorno di paura. Adesso invece poi andiamo a guardare Italia Oggi. In primo piano, in prima pagina su Italia Oggi abbiamo il titolo Furbetti della pubblica amministrazione, finita la pacchia. Passa la legge Bongiorno, via al controllo delle presenze nei luoghi di lavoro, anche con impronte digitali e videosorveglianza, concorsi pubblici più veloci, controllo delle presenze nei luoghi di lavoro attraverso le impronte digitali dei dipendenti e l'utilizzo della videosorveglianza, ricambio generazionale nella pubblica amministrazione grazie al turnover al 100%, concorsi pubblici più veloci, visto che le procedure potranno essere avviate anche senza preventiva autorizzazione. Lo prevede il disegno di legge Concretezza, portato avanti dal ministro
Giulia Bongiorno, approvato ieri in via definitiva al Senato. Altro titolo di Italia Oggi è lo sblocca cantieri delirante. Il decreto legge supera 180 pagine, già 6 errata corrige, servono 49 norme attuative. Altro titolo di Italia Oggi è lo spread è una pura misura politica, esprime il sostegno o no di Bruxelles. Su www.italiaoggi.it abbiamo il disegno di legge concretezza approvato ieri al Senato, un approfondimento sul riciclaggio, il secondo rapporto del Comitato di Sicurezza Finanziaria e poi la crisi bancaria, il decreto ministeriale che disciplina il fondo e gli indennizi, il fondo indennizi dei risparmiatori. Su Avvenire di oggi abbiamo il titolo manovra d'uscita, Bruxelles non fa concessioni, maggioranza divisa sul taglio delle tasse in deficit. Il governo cerca una via per evitare la procedura di infrazione, ma il Carroccio vuole la flat tax. E poi abbiamo su Avvenire, in prima pagina, altro articolo, Sea-Watch soccorre e sfida. L'ONU critica il decreto sicurezza bis. Passiamo adesso al Foglio. Allora, sul Foglio abbiamo le notizie dall'Italia, le notizie dal mondo di ieri. Vediamo le notizie dal mondo. In Russia sono state arrestate più di 400 persone durante le manifestazioni non autorizzate che si sono tenute ieri a Mosca. Le proteste erano state organizzate dopo l'arresto del giornalista Ivan Golunov, che però nel frattempo è stato revocato. Tra le persone arrestate, che potrebbero rischiare fino a 20 giorni di carcere, c'è anche Alexei Navalny, il blogger e oppositore politico, organizzatore di gran parte delle proteste in Russia. Boris Johnson ha lanciato la campagna per diventare il nuovo leader dei Tory dopo le dimissioni di Theresa May e ha preso l'impegno di portare il Regno Unito fuori dall'Unione Europea entro il 31 ottobre con o senza accordo. Ritardo significa sconfitta, ha detto l'ex ministro degli esteri. Trump e Duda si sono incontrati a Washington. Il presidente polacco è stato accolto alla Casa Bianca, dove era atteso dall'omologo americano per discutere del rafforzamento della presenza militare statunitense in Polonia. Shinzo Abe è andato a Teheran per incontrare il presidente iraniano Rouhani e la guida suprema Ali Khamenei. È la prima visita di un leader giapponese in carica nella Repubblica Islamica. Poi altro titolo del Foglio dal mondo, Bill Clinton è andato in Kosovo per celebrare i 20 anni dalla fine della guerra tra Pristina e Belgrado. Il titolo del Foglio è La lotta dei ragazzi di Hong Kong non è più per la democrazia, ma per ragioni molto pratiche. Pechino vuole il controllo totale. Ancora altri titoli del Foglio, le chiacchiere portano al voto. È difficile credere che l'intenzione di Salvini sia quella, da posizioni di atroce isolamento, di sfidare l'Europa tutta, quella sovranista degli amichetti, nemichetti e quella delle elite. Posto che non sia fesso, il truce se la può cavare in un solo modo, scrive il Foglio.
E poi altro titolo del Foglio è "Dalla Puglia all'Emilia, il PD a pezzi nelle regioni, adesso è scattata la resa dei conti dopo la tregua per europee e amministrative". Poi c'è un altro titolo sul Foglio che riguarda il grillismo esplosivo. Núñez del Movimento 5 Stelle, scrive il Foglio, ci spiega perché il Movimento 5 Stelle di cui parla Grillo non esiste più ed è ora di prenderne atto. E poi c'è ancora un altro titolo del Foglio di oggi: "Armiamoci e partite, Salvini dichiara guerra a Bruxelles ma pretende che a combatterla siano Tria e Conte, il fantasma della patrimoniale". Questi erano i principali titoli del Foglio quotidiano. Adesso ascoltiamo l'intervento di pochi minuti fa del sottosegretario Guido Guidesi. Allora, nel frattempo che Giulio, che saluto dalla regia, riesce a ripristinare appunto l'audio, guardiamo il Sole 24 Ore. Sul Sole 24 Ore di oggi, in prima pagina, abbiamo una notizia che riguarda le start-up. Le start-up e boom a Milano, più di un'apertura al giorno. Vediamo a pagina 14 cosa c'è scritto sul Sole 24 Ore proprio per quanto riguarda le start-up. Start-up boom a Milano, più di un'apertura al giorno. Nei primi 5 mesi dell'anno sono state avviate 194 imprese innovative. Accelera l'attrazione del capoluogo lombardo e scelto dal 20% delle PMI. Poi vediamo altri titoli del Sole 24 Ore: sblocca cantieri, incassa la fiducia, l'ok della Camera, ora però servono 18 decreti per rendere operativa la macchina dei commissari. E poi altro titolo del Sole 24 Ore: Tria dice no alla flat tax, in deficit l'ira di Salvini. E poi è l'Italia prima in Europa, altro titolo del Sole 24 Ore, per l'uso del contante. Economia sommersa, dal Tesoro arriva la mappa del rischio riciclaggio provincia per provincia. Allora, poi sulla crisi industriale riporta il Sole 24 Ore: Whirlpool conferma il sito di Napoli non chiude. Sentiamo cosa ha detto il sottosegretario Guido Guidesi questa mattina ad Agorà. Fanno lo stesso effetto di 2 o 3 anni fa, di un anno fa, nel senso che mi sembra un po' un atteggiamento più che propositivo minaccioso rispetto al passaggio di testimone, cioè spetta a voi. Noi diciamo semplicemente 2 cose. Nella disponibilità che abbiamo ovviamente nel dibattito con la Commissione europea, pur essendo una Commissione europea uscente, con responsabilità e con grande concretezza noi vogliamo innanzitutto confrontarci sui numeri. Noi non pensiamo che i numeri e le previsioni che stia dando oggi la Commissione europea rispetto all'Italia siano quelli che poi risulteranno, cioè pensiamo di avere in mano delle previsioni assolutamente diverse rispetto alla Commissione europea, per cui il confronto innanzitutto deve partire da quello. E la seconda questione è che noi vorremmo... Posso chiederle quali sì. numeri quindi pensate? No, le previsioni sul debito pubblico, le previsioni rispetto alla crescita... voi però, nel DEF. Ma come ben sappiamo tutti, se no ci nascondiamo dietro a qualsivoglia cosa, tutti i DEF che sono stati presentati negli ultimi anni non hanno poi riscontrato le cifre che sono state presentate. Non ce n'è mai stato uno rivisto al rialzo, però, solo al ribasso pesantemente. Però, se posso finire, certo. Io dico semplicemente questo: noi abbiamo noi vorremmo confrontarci con la Commissione europea affinché poterci confrontare sugli obiettivi. Io continuo a dire una cosa e su questo credo che sia ineludibile. Io credo che sia giusto che noi ci confrontiamo sulla possibilità di abbattere il debito pubblico, perché il debito pubblico è responsabilità
di chi ci ha preceduto, non solo nostra. Ma la responsabilità principale nell'abbattere il debito pubblico è quella di cercare di trovare una soluzione. Nel trovare una soluzione noi abbiamo innumerevoli relazioni di Banca d'Italia che quando tutte le volte che è venuta in Commissione Bilancio, anche rispetto ai governi precedenti, quando io ero all'opposizione, ci dice guardate che per abbattere il debito pubblico ci deve essere un prodotto interno lordo di almeno il 3%. Allora la domanda che noi ci poniamo è: posto che questa cosa sia vera a tutti gli effetti, perché sennò i numeri negativi che abbiamo avuto rispetto alle indicazioni eseguite della Commissione europea sono lì da vedere. Allora noi diciamo, ci viene data la possibilità di investire per crescere? Noi possiamo discutere di obiettivi che riguardano la disoccupazione italiana, la possibilità di dare più spazio al lavoro, di dare più occupazione. Ci possiamo mettere a discutere dell'economia reale con la Commissione europea? Questo noi diciamo. E in questo noi pensiamo che la soluzione migliore per fare questo, per raggiungere questi obiettivi, sia quello di lasciare spazi dal punto di vista degli investimenti e dal punto di vista della semplificazione alle aziende, il che vuol dire abbassare le tasse. Come la fate la flat tax? Tria ha detto che in deficit non si fa. È chiaro che all'interno del governo ci sia una discussione, lo c'è stata nella precedente legge di bilancio su alcune misure che sono state presentate dalle due forze di maggioranza. Noi avevamo quota 100, avevamo delle altre cose, abbiamo ampliato il regime dei forfettari facendo partire lì il primo step della flat tax. E quella cosa lì ci ha consentito di avere 200.000 partite IVA in più aperte nel primo trimestre di quest'anno ed è indiscutibilmente un segnale positivo. E noi ci metteremo lì a discutere. Noi siamo assolutamente consci che il rispetto dei parametri conta, che alcune cose contano, però altresì non siamo disponibili ad abbassare la testa rispetto ad indicazioni e a soluzioni che ci paventano, che sono le stesse che hanno portato l'Italia in una difficoltà reale dell'economia reale, sul lavoro, sulla povertà, eccetera, eccetera. Tutto quello che ci è capitato negli ultimi anni, noi pensiamo andrebbe evitato. Allora, siccome quelle sono le soluzioni indicate da questa Commissione europea, che fortunatamente, dico io, è uscente, allora noi pensiamo che il confronto debba essere fatto su altri obiettivi, non solo sugli obiettivi dei vincoli di bilancio. Ecco, abbiamo sentito il sottosegretario Guido Guidesi. Andando a guardare il Corriere della Sera al suo interno, in primo piano abbiamo il fisco. Altro titolo è Cassette di sicurezza e scontro. Salvini dice emerga il denaro nascosto. Il vice premier dice anche estendiamo la pace fiscale. Il PD dice un regalo alle mafie. Forza Italia dice parliamone. E poi c'è un altro titolo, il tesoro di 200 miliardi custodito in nero e l'idea del procuratore greco, la proposta di una voluntary disclosure sul contante. Qual è l'idea? La proposta di una pace fiscale allargata per far emergere il denaro contante depositato nelle cassette di sicurezza e quindi fermo è stata avanzata dal vice premier Matteo Salvini dalle poltrone della trasmissione Porta a Porta. Secondo il ministro, con una nuova pace fiscale si darebbe ai possessori il diritto di utilizzare queste somme sepolte nei caveau bancari e lo Stato incasserebbe miliardi da reinvestire per la crescita. Nella mattinata di ieri è arrivata la smentita che l'obiettivo di far emergere il denaro custodito nelle cassette di sicurezza sia un modo surrettizio per introdurre prima o poi una tassa patrimoniale sui risparmi o sui conti correnti degli italiani. Resta il fatto che le somme in gioco sono davvero considerevoli e secondo alcune stime la somma complessiva potrebbe arrivare a 200 miliardi di euro. Secondo il deputato del PD Emanuele Fiano, in realtà si parla di sommerso non dichiarato, frutto di reati
non solo evasione fiscale, ma soprattutto riciclaggio. E all'interno del Corriere della Sera ci sono le domande che riguardano i contanti nascosti, meglio tenerli nel caveau o valutare se dichiararli. L'ipotesi di sanatoria è il modello della voluntary disclosure, che in inglese, un termine inglese che significa la collaborazione volontaria, che è lo strumento che il fisco offre ai contribuenti per regolare la propria posizione fiscale in cambio della uscita dall'anonimato. È stata adottata in molti paesi del mondo. Chi vuole mettersi in regola deve dichiarare patrimoni e titoli all'estero e pagare le relative imposte e sanzioni scontate, evitando però il penale. E ci sono appunto le domande, le risposte sui contanti nascosti a pagina 6 del Corriere della Sera. Poi c'è una lettera di Carlo Calenda, europarlamentare del PD, che risponde ad Antonio Polito, che sul Corriere di martedì 11 giugno ha scritto un commento sullo spazio di manovra del PD alla luce dei risultati delle elezioni europee del 26 maggio. Calenda scrive ad Antonio Polito dicendo che il Partito Democratico non può rimanere solo a fronteggiare Lega e Movimento 5 Stelle. Dice liberali e popolari devono entrare in partita. Poi, sempre sfogliando il Corriere della Sera, c'è questa mattina anche un'intervista al conservatore Bailey, 48 anni, origini caraibiche, che sarà il candidato dei Tories alle comunali. Bailey, dalle gang alla corsa, sindaco, dice Londra è stanca, il conservatore caraibico dice così sfido Khan. La sinistra ha fomentato la paura della Brexit per guadagnare voti, dice, ma gli europei saranno sempre a loro agio qui. E poi sfogliando ancora il Corriere, questa mattina abbiamo per quanto riguarda appunto le multe e il carcere fino a 6 anni, stretta sulle truffe agli anziani, c'è un'intervista a un poliziotto, Marco Martino, 52 anni, che è il dirigente della squadra mobile di Torino, che proprio a Torino nel febbraio 2018, dove proprio a Torino appunto è partito il progetto Medusa, un protocollo pilota contro le truffe agli anziani, voluto dall'ex questore Francesco Messina. Dice insomma sul disegno di legge approvato ieri al Senato che è sicuramente uno strumento importantissimo. Adesso poi sfogliando poi il Corriere c'è la maturità, l'articolo sulla maturità, in 520.000 alla maturità, come sarà il nuovo tema. Quest'anno debutta il nuovo esame di maturità, riveduto in base alle indicazioni contenute nella legge sulla buona scuola, 2 soli iscritti, un nuovo orale con 3 buste come nei quiz TV, più peso ai voti presi nel triennio. Cambiano il tema e la seconda prova, scompare il quizzone, sarà un esame a misura dei ragazzi, ha detto il ministro dell'istruzione Marco Bussetti. Gli esami iniziano mercoledì 19 giugno, prima prova uguale per tutti, 7 tracce per 3 tipologie, 6 ore di tempo, assolutamente vietati i telefoni. E invece poi andando a guardare Repubblica, su Repubblica a pagina 13 c'è un articolo che riguarda la televisione pubblica, l'onda leghista su Rai 1, manca solo il sì di Giletti, Cuccarini setta il biografo di Salvini nei palinsesti invernali, il marchio del nuovo comando sovranista, scrive la giornalista di Repubblica Giovanna Vitali. Quali sono le novità? Lorella Cuccarini, appassionata sostenitrice di Salvini, condurrà l'edizione invernale della Vita in diretta su Rai 1. Roberto Poletti,
ex direttore di Radio Padania e primo biografo del leader leghista, dopo Uno mattina estate resterà alla guida dell'edizione invernale. E poi c'è una new entry, la nuova striscia quotidiana dedicata all'economia in onda alle 10 questo inverno sarà affidata a Monica Setta, ex giornalista di Mediaset, e si chiamerà Segui i soldi. Poi sempre su Repubblica abbiamo una notizia che riguarda Forza Italia. Il retroscena, l'idea di Berlusconi, un nuovo partito per unire i moderati. Subito 3 coordinatori per Forza Italia, ma è pronto a scioglierla per fermare la fuga verso la Lega, l'offerta di un ruolo a Toti. Andiamo a guardare se ci sono delle notizie di ultima ora. Stefanel verso il fallimento, chiesta l'amministrazione straordinaria. I creditori hanno bocciato il piano di rientro proposto dall'azienda di abbigliamento. La Stefanel ha depositato l'istanza di rinuncia alla procedura di concordato preventivo e presentato un'istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza propedeutica all'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria. Lo rende noto un comunicato della società dopo che da giorni era chiaro che la maggioranza dei creditori avrebbe detto no al piano di rientro dei debiti. Altra notizia: maltrattamenti in un asilo nido nel Bresciano, sono state arrestate 3 maestre. E poi un'altra notizia che riguarda la chiusura domenicale dei negozi. La legge finisce in un vicolo cieco. Per Lega e Movimento 5 Stelle gli italiani sono contrari. Si prospetta un cambio di rotta, non più chiusure, ma stipendi maggiori a chi lavora nei festivi. Allora, adesso andiamo in pausa pubblicitaria, subito dopo l'ospite del giorno, il deputato della Lega Marco Maggioni, e poi a seguire Maurizio Bolognetti. A tra poco.
italiani hanno, con il voto ancora del 26 maggio scorso, chiesto che vengano fatti il prima possibile. Quindi è un'opera di snellimento. Questo è un paese che negli ultimi anni, con i governi che ci hanno preceduto, si è sostanzialmente inchiodato, e quindi bisogna muovere l'economia, fare in modo che gli imprenditori possano fare quello che vogliono fare, cioè far crescere questo paese insieme alle proprie aziende. Noi siamo contattati quasi ogni giorno da imprenditori che ci dicono: non sto assumendo dipendenti per fare, sto assumendo impiegati in ufficio per seguire tutte le carte, la montagna di carte che bisogna fare. E questo è una roba normale in un paese che ha bisogno di crescere, come abbiamo bisogno dell'ossigeno quando si respira. Sono provvedimenti collegati che hanno tutti lo stesso obiettivo. Ecco, senti Marco, con l'Unione Europea, no? Con l'Europa, quale sarà la risposta dell'Italia? Conte ieri in un'intervista al forum dell'ANSA dice ottimista sulla manovra e pronta la lettera per l'Unione Europea. Ieri c'è stato un vertice tra Tria, Conte, Salvini, Di Maio. Tria dice sulla flat tax dove si troveranno i soldi. Insomma, qual è la soluzione? Ecco. A me sembra che si stia facendo una gran confusione, e da questo punto di vista i giornali ne stanno scrivendo di ogni, ed è brutto che un paese che aspira ad essere uno dei paesi guida a livello mondiale abbia purtroppo una classe di giornalisti della carta stampata che mira soltanto a fare confusione e creare caos. Andiamo con ordine. Allora, intanto quali sono le richieste che arrivano dall'Europa? L'Europa contesta il deficit, che secondo loro non sarebbe in linea con quanto noi avevamo garantito con la legge di bilancio votata nel dicembre 2018, e contestano poi il debito 2018-2019, il previsionale sul 2020. E quindi oggi parlare di flat tax, parlare di altri argomenti che invece sono oggetto della legge di bilancio dell'anno prossimo, non ha molto senso. Oggi dobbiamo andare a spiegare alle istituzioni europee che per quanto riguarda il deficit, come peraltro ha ricordato in aula alla Camera non più tardi di 2 giorni fa, ci sono maggiori introiti, maggiori entrate dallo Stato su varie partite, e ci sono minori spese perché il reddito di cittadinanza è stato sovrafinanziato, la quota 100 è stata sovrafinanziata, per cui alla fine se io guardo quello che incasserò di più e quello che spenderò di meno come Stato, si vanno a centrare quelli che sono gli obiettivi che avevamo garantito alla Commissione Europea non più tardi di dicembre dell'anno scorso. Sul fronte invece del debito, lì ci sono delle opinioni divergenti, e per cui bisognerà andare in sede europea a portare la nostra posizione, cioè quella di dimostrare come le stime che ci sono nostre rispetto alle stime che fa la Commissione Europea hanno effettivamente una divergenza, e spiegare perché secondo il nostro punto di vista i calcoli sono buoni, sono quelli nostri, non sono quelli previsti dall'Unione Europea. Questo è. Però alla base di tutto ci deve essere dalle istituzioni europee la disponibilità a ragionare, perché se il punto di vista delle istituzioni europee, in particolare della Commissione Europea, è quello di dire che quei governi, quei partiti in particolare, che sostengono quei governi che si sono dimostrati critici nei confronti delle istituzioni europee alle ultime elezioni, vanno puniti, vanno spianati, e deve partire una sorta di repressione politica, e allora lì non vai a spiegare nulla, perché qualunque cosa tu vada a spiegare non verrebbe nemmeno ascoltata. Quindi alla base di tutto ci deve essere la volontà di parlarsi in un modo franco, evidentemente, in un modo chiaro, in un modo netto, in un modo che nessuno possa lasciare dei sottintesi, però ci vuole la volontà di non punire le idee, ma di guardare oggettivamente i numeri. Ecco, se prevarrà la logica di guardare i numeri, allora l'ottimismo di Conte è ben fondato.
Marco, altri due provvedimenti importanti, uno che riguarda la sicurezza, il decreto sicurezza bis, che non prevede appunto solo norme sui migranti. Ci ricordi tu quali altre norme prevede questo nuovo decreto che è stato approvato l'altro giorno in Consiglio dei Ministri? Sostanzialmente io credo che uno degli aspetti contenuti nel sicurezza bis sia importante ricordare soprattutto una serie di norme operative che vanno nella direzione di tutelare maggiormente il lavoro delle nostre forze dell'ordine. In alcuni incontri che ho fatto anche personalmente proprio con gli operatori della polizia mi ricordavano come purtroppo oggi le cronache lo ricordano, manchi il senso di rispetto verso le forze di polizia, perché sostanzialmente se uno manda a quel paese la polizia si parla di tenuità del fatto e quindi può essere condannato, non si può fare nulla. Quindi c'è tutta una serie di provvedimenti ad hoc tecnici per far sì che le nostre forze di polizia possano essere rispettate, possono essere messe in condizione di fare al meglio il loro lavoro. Poi ci sono delle assunzioni a livello di personale per far sì che venga effettivamente garantito che chi deve essere in galera ci sia, e purtroppo sono a volte pratiche che non vengono prese proprio in carico dalle forze di polizia, dagli uffici preposti, perché mancano proprio di personale. E quindi si va dal punto di vista operativo, come dicevo, a dare una mano ai nostri poliziotti, ai nostri carabinieri a lavorare al meglio e ad essere rispettati. Dal punto di vista invece degli organici si va a rimpinguare, oltre alla parte chiaramente legata all'immigrazione, alla lotta all'immigrazione clandestina, che necessitava ancora di alcuni affinamenti, e con questo provvedimento arrivano. Ecco, poi l'altro provvedimento a cui volevo accennare prima è quello che riguarda le truffe agli anziani, un provvedimento a cui anche il ministro Salvini ha fatto riferimento più volte, anche qui un'ottima svolta, ecco, vero? Sì, purtroppo in questo paese dove è venuto un po' a mancare il rispetto verso le fasce più deboli, purtroppo ogni giorno abbiamo cronache locali che ci ricordano come veri e propri delinquenti sfruttano la condizione dei nostri anziani per cercare di derubarli o tirare su qualche soldo o di arrecare casi anche più gravi, anche dei danni fisici, proprio per portare via quello che poi è a volte il tesoro di famiglia, il piccolo tesoro di famiglia, ma anche più spesso i ricordi legati comunque a gioielli che sono un po' appunto la somma dei ricordi di una vita. Quindi questi sono fatti davvero brutti, sgradevoli, e il fatto che si intervenga anche su quelli penso che sia un segno di civiltà e di rispetto, che è quello che poi va ripreso in questo paese. Benissimo. Allora Marco, grazie mille per essere stato qui con noi questa mattina, buon lavoro e buon proseguimento di giornata. Grazie a voi, buona giornata a voi. Grazie mille a Marco Maggioni, deputato della Lega. Qui Parlamento. Allora, guardiamo ultima ora che ci giunge da Hong Kong. Installo la legge sulle estradizioni. L'Assemblea legislativa ha deciso di sospendere i lavori dopo le violente proteste di ieri che hanno scatenato scontri tra manifestanti e polizia nel cuore dell'ex colonia, intorno alla sede del Parlamento. La contestata legge sulle estradizioni in Cina resta in fase di stallo e il suo esame nella seconda lettura è ancora da definire. Vediamo altre notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Sandona di Piave, blitz antidroga, diversi arresti ed espulsioni. Arresti ed espulsioni sono in corso in una vasta operazione dei carabinieri della compagnia di Sandona di Piave. Le misure cautelari a carico di tunisini sono state messe dalla magistratura veneziana, che ha stroncato un
consistente traffico di droga nel titolare di Jesolo, specie nelle aree della Movida. Le indagini sono iniziate nel luglio 2017 con l'arresto di 2 indagati trovati con ovuli di cocaina ed ingenti quantità di denaro contante. Poi vediamo altre notizie. USA 2020, Trump dice pronto a ricevere aiuto straniero contro i rivali. E il Premier Conte interviene sul DDL concretezza e dice con il DDL concretezza più efficienza nella pubblica amministrazione. Con l'ok definitivo del Parlamento al DDL concretezza garantiamo più efficienza nella pubblica amministrazione con un team dedicato di professionisti, con più controlli e la prospettiva concreta di un ricambio generazionale. Adesso avanti con lo sblocca cantieri e col decreto crescita, lo scrive il Premier Giuseppe Conte in un tweet. Adesso invece andiamo ad ascoltare il sottosegretario Bitonci. Cosa ha detto questa mattina? Giulio dalla regia, prego. C'è stata qualche leggerezza nella scelta della classe dirigente per un partito che comunque è cresciuto tanto, no? Quindi può capitare che magari si incontrino persone che proprio, insomma, non sono proprio il massimo. La imbarazza leggere i giornali e quello che ha visto, che ha letto ieri anche nelle ricostruzioni? No, non mi imbarazza assolutamente, perché intanto io personalmente non so neppure chi è Arata, come probabilmente molti anche all'interno del movimento. Il nostro è un movimento con centinaia di amministratori. Cioè, lo dico anche agli amici e colleghi del Movimento 5 Stelle che hanno pochissimi sindaci. Quando tu hai un movimento con centinaia e centinaia di amministratori, governi, regioni molto importanti come il Veneto, la Lombardia, adesso insomma anche il Friuli Venezia Giulia, poi il Trentino, cioè quando hai una classe dirigente che governa bene con ottimi risultati in tante regioni, è logico che è abbastanza, non dico normale, ma può capitare che si avvicinino ai nostri amministratori le persone che governano, delle persone che hanno degli interessi. Noi però abbiamo ovviamente un codice etico interno, abbiamo la possibilità di difenderci da questi continui attacchi che ci sono e noi le persone che posso finire di parlare, perché 10 contro 1, almeno che uno della Lega possa dire qualcosa insomma durante una trasmissione, perché sì, capisco il tema, però ripeto, bisogna anche vedere e considerare le centinaia, migliaia di amministratori che ha la Lega e la percentuale di persone che hanno contenzioso o che sono indagati o che sono state arrestati rispetto anche a altri movimenti e partiti. Insomma, c'è qua Fiano del PD, non è che il PD non abbia avuto sindaci arrestati, presidenti di regione che sono andati in gattabuia, per dire, è abbastanza succede. L'importante è che un movimento come il nostro è un movimento che sta lontano da queste problematiche, un momento in cui succedono comunque, come dice giustamente Salvini, la magistratura faccia il suo corso e che le persone vengono allontanate dal movimento nel momento in cui ci sono delle sentenze. Rieccoci carissimi amici. Allora, da 3 settimane è ospite fisso di Radio Padania, come lui stesso ha scritto su Twitter, ospite di Giulio Cainarca in rassegna stampa alle 9:15, Maurizio Bolognetti, segretario dei Radicali Lucani, giornalista di Radio Radicale. Ciao Maurizio, buongiorno. Oggi ci sono io perché Giulio non c'è. Va benissimo. Allora, buongiorno a te, buongiorno ai nostri radioascoltatori. Perfetto. Maurizio, come stai insomma? Oggi dove sei? Guarda, sì. In ripresa, perché come sai ho deciso di sospendere questa lunga iniziativa non violenta, questo sciopero della fame, ho deciso di sospenderlo, vediamo un po'. Io spero definitivamente per ciò che concerne questa vicenda Radio Radicale. Meglio, quali sono le novità? Decisamente meglio. Quali sono le novità? Perché ho letto che all'ultimo momento insomma la Lega ha presentato un emendamento al decreto crescita. Sì, il punto è proprio questo. La Lega sicuramente ha mantenuto il
gli impegni presi è stata conseguenziale rispetto a una serie di dichiarazioni che abbiamo avuto modo anche di ascoltare nelle settimane passate da parte di Giorgetti, da parte di Salvini. Sì. Il punto è che questo emendamento adesso deve essere, come dire, recepito, votato, e possiamo che augurarci che ci sia un'ampia convergenza. Al momento non ho novità su questo fronte, quindi restiamo in attesa. La questione l'abbiamo più volte esplicitata. Sì. Siamo assolutamente d'accordo su un punto: occorre fare una gara, ma noi stessi l'abbiamo a più riprese chiesta a partire dal 1998, quindi su questo c'è pieno accordo da parte nostra come Radio Radicale, però occorre anche che in un qualche modo venga recepita l'indicazione chiarissima data dalla GICOM, dall'Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni, che ha invitato il governo a garantire la non sospensione di un pubblico servizio, che è quello reso da Radio Radicale da 43 anni. Quindi nelle more di questa gara, che speriamo possa tenersi quanto prima, occorre garantire che Radio Radicale possa continuare a trasmettere e a onorare il ruolo di servizio pubblico che è garantito negli ultimi 43 anni. La questione è questa. La Lega da questo punto di vista ha detto parole chiare erano le parole di Matteo Salvini, chiare erano le parole del sottosegretario Giorgetti, e chiaro anche l'emendamento presentato da, credo, Capitanio e Morelli. E Morelli, sì. Correggimi se Morelli, giusto, perché l'hai pubblicato anche tu, è un articolo della Stampa. Senti, ma tu quali tempi prevedi, insomma? Guarda, io mi auguro tempi stretti, perché altrimenti tra poco noi stiamo continuando a trasmettere. Oggi è il 13 giugno, ma in realtà la convenzione è scaduta il 21 maggio e la situazione è abbastanza difficile. Con grande abnegazione la redazione, i tecnici stanno continuando a garantire un servizio, però se non dovesse sbloccarsi in tempi brevi questa situazione, non so fino a quando poi riusciremo ad andare avanti, e arriverà sicuramente il momento in cui saremo costretti a spegnere tutto, insomma. Quindi spero davvero che questa vicenda possa risolversi nelle prossime ore. Non parlo nemmeno di giorni, ma davvero nelle prossime ore. Però sono in attesa di ricevere notizie anche, insomma, dalla Camera, dalla redazione di Radio Radicale e dal direttore di Radio Radicale. Benissimo. Senti Maurizio, tu che sei, insomma, della Basilicata, oggi c'è un articolo sul Libero, no? Dove dice: petrolio congelato, la Basilicata loro sotto i piedi e lo lascia lì. Tu che ne pensi? Non so se hai letto questo articolo. Non ho avuto modo di leggere questo articolo, però il titolo è interessante, ma congelato, non esageriamo. La Basilicata dal sottosuolo lucano viene estratto circa l'80% del petrolio italiano, quindi congelato mica tanto. La concessione di coltivazione di idrocarburi valdagri funziona a pieno regime. Da lì vengono estratti mediamente circa 80.000 barili al giorno. Tra poco dovranno essere estratti altri 50.000 barili dall'altra concessione di coltivazione di idrocarburi, diciamo Tempa Rossa, Gorgoglione per essere più precisi. Quindi no, dov'è congelato cosa? Io dico che ci sono degli accordi che purtroppo toccherà rispettare, li stiamo rispettando. Spero che però ci si fermi qui, anche perché le attività di estrazione di idrocarburi che insistono in Basilicata vengono svolte in zone, diciamo, piuttosto delicate dal punto di vista idrogeologico, in zone dove sono presenti sorgenti, fiumi, dighe, dove c'è un patrimonio prezioso, forse più dello stesso del petrolio, che è l'acqua, ed è un patrimonio anche quello da tutelare, anche perché l'acqua servirà anche dopo che il petrolio sarà finito, che avranno finito di estrarre l'oro nero presente nel sottosuolo lucano. Quindi bisogna stare attenti, perché facciamo un esempio: il centro olio Valdagri è ubicato a pochi
a poche centinaia di metri in linea d'aria dalla diga del Pertusillo. Io dico che non è così. Non c'è niente di congelato, potrei aggiungere ahimè, ci sono degli accordi che abbiamo sottoscritto, purtroppo temo che quegli accordi dovremo rispettarli, ma di congelato, a dire il vero, non c'è niente. Dov'è sto congelamento? Semmai c'è qualcuno che fa il furbo e che ogni tanto prova a cavalcare questa vicenda petrolifera per usarla come corpo contundente da sbatterlo sulla testa del nemico di turno da battere. Sto dicendo che praticamente ad alcuni importa poco o niente della questione ambientale, sono quelli che magari in queste ultime settimane sono venuti fuori con questa storia della commissione d'inchiesta sul petrolio. Poi magari guardano gli ultimi 6 mesi o l'ultimo anno e non guardano per intero questa vicenda. Se la vogliamo guardare per intero dobbiamo iniziare dagli anni 90. Ecco, partiamo da lì, perché credo che quando ci si occupa di certe questioni dovremmo provare ad essere anche un pochino onesti intellettualmente e non a strumentalizzare i temi. Ecco. Senti Maurizio, oggi che eventi hai in programma? O meglio, come affronti la giornata oggi? Beh, occupandomi di un intervento dell'Associazione Nazionale Magistrati di Basilicata, che ha tirato fuori questo documento nel quale invitano i loro colleghi dell'ANM, del CSM per meglio dire, coinvolti in questa inchiesta di Perugia a dimettersi. Sì. L'affronterò ponendo una domanda però all'Associazione Nazionale Magistrati di Basilicata. Ma siete gli stessi che non hanno mai detto una sola parola, dico una, su alcune questioni inerenti alla patente situazione di incompatibilità ambientale in cui si trovano alcuni vostri colleghi? Siete gli stessi magistrati che non hanno avuto niente da dire su una vicenda piuttosto singolare che ha riguardato un magistrato di cui non ci è dato conoscere il nome, che in caso di vittoria nelle ultime regionali da parte del Movimento 5 Stelle avrebbe dovuto ricoprire la carica di assessore alla sanità. Io su questo ho presentato un esposto alla prima commissione del CSM, ma ahimè nemmeno su questo ho avuto modo il piacere di ascoltare l'autorevole voce dell'Associazione Magistrati Nazionale Magistrati di Basilicata di Potenza. Però oggi intervengono invitando i loro colleghi a dimettersi. Va bene, prendiamo atto, però qualche domandina avrei da porlo anche io all'ANM lucana. Benissimo, allora Maurizio, purtroppo noi siamo in malissimo, chiusura. volevi dire? Malissimo. Però siamo in chiusura, ti ridiamo l'appuntamento domani alle 9:15 dove ci sarà Giulio, speriamo che tu possa darci delle notizie positive e ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Buon lavoro a voi e viva Radio Padania, viva Radio Radicale. Grazie mille a Maurizio Bolognetti. Adesso siamo in chiusura, tra pochissimo c'è Sammy Varin, poi vi ricordo dopo Onda Libera con numerosi ospiti, poi alle 13:10 la trasmissione legata all'Europa e poi con Sammy vi annunciamo una cosa carina. A tra poco.